Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo dalla presentazione del nuovo comandante della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, Alessandro Bortolussi. Con lui abbiamo trattato il tema Green Pass, perché dal 15 ottobre anche il personale della pubblica amministrazione e soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle amministrazioni dovrà esibire appunto il certificato verde. A 2 giorni dall'obbligatorietà c'è preoccupazione anche da parte delle forze dell'ordine, come ci ha confermato il neocomandante Bortolussi. Ascoltiamolo. Sono con il neocomandante della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, Alessandro Bortolussi, in questo momento a Fagagna perché ricopre il doppio ruolo, segue sia Fagagna che Lignano. Sì, questa è la novità per me, nella mia vita. Adesso sto lavorando per una forma di convenzione tra il comune di Lignano Sabbiadoro e il comune di Fagagna e in questo momento sta andando così, però insomma non sarà così per sempre. Dal 1° dicembre divento ufficialmente anche dipendente del comune di Lignano e poi gradualmente insomma, ci sarà lo sgancio, insomma, diciamo così. Lei è stato agente, vicecomandante, comandante, pronto per iniziare una nuova avventura a Lignano in un comune, in un contesto, una realtà completamente diversa, perché poi d'estate è un comune turistico che diventa davvero difficile da gestire. Sì, come diceva lei, le mie origini sono appunto, ho cominciato a Lignano, e quindi la realtà in qualche modo della città balneare le conosco. Contemporaneamente ho vissuto tante esperienze, e tra queste anche Spilimbergo, Pozzuolo del Friuli e adesso sono qui a Fagagna che abbiamo 4 comuni in convenzione, quindi ho avuto anche realtà abbastanza complesse. Lignano sicuramente merita tutta la sua dignità e il suo impegno, insomma. Però abbiamo provato e adesso cerco di farcela, insomma. Si arriva anche da un'emergenza pandemica che vi ha messo anche sotto stress con un lavoro davvero ancora più difficile, quindi insomma siete pronti anche in questo senso? Sì, l'emergenza adesso c'è la scadenza prossima del 15 ottobre, quindi questa in qualche modo impegnerà parecchio, però dobbiamo affrontare i problemi uno alla volta. Abbiamo visto anche da 2 anni che stiamo affrontando dei problemi legati al Covid, sia l'emergenza sia il fatto che i cittadini non hanno potuto circolare. Adesso c'è il problema un attimo del Green Pass. E quindi in qualche modo vediamo adesso come andrà a finire, insomma, speriamo, la scadenza è imminente e ci stiamo attrezzando. Insomma. Vi state attrezzando, c'è preoccupazione anche a livello regionale? C'è un pelo di preoccupazione perché ci saranno delle persone che non saranno pronte e quindi in qualche modo la problematica bisogna affrontare. Avremo persone che dovranno essere in qualche modo, non potranno svolgere il loro servizio e quindi il problema è abbastanza evidente. Vediamo adesso come accadranno le cose, insomma. Ma per quanto riguarda la polizia locale sta parlando o in generale? Sto parlando in generale per quanto riguarda gli enti pubblici, non sto parlando ancora per i problemi dell'esterno perché riguarderà tutti, però intanto nell'imminenza la scadenza è anche nostra, è quella del comando di polizia locale sia qui a Fagagna sia a Lignano, è quello di intanto far partire il sistema e quindi questo implica impegno. Poi ci sarà anche da vedere da fuori come funziona, il nostro ruolo la polizia locale è stata impegnata parecchio sull'emergenza Covid, abbiamo controllato nell'anno scorso il fatto che le persone non potevano circolare zone rosse, zone gialle e quindi siamo stati molto impegnati e dovremo continuare, avremo il ruolo ancora anche quest'anno. Come comandante come riesce a gestire 2 realtà e quanti sono dietro a lei che lavorano? Perché a Lignano c'è proprio una realtà più grande forse rispetto a Fagagna. Sì, io qua ho altri 7 collaboratori che stanno lavorando con me qui a Fagagna. A Lignano la dimensione è più grande, siamo sulla trentina e anche qualche caso di più. E Lignano è più strutturata, insomma, ci sono degli uffici, ci sono dei settori, ognuno ha le sue materie e lavora già. E poi sono un pelo agevolato per il fatto che comincio nei mesi quelli che sono un po' più freddi, diciamo a Lignano, insomma non sono quelli più caldi. Quindi arriverà a dicembre per poi prepararsi all'estate e ai grandi eventi, la gestione vera dell'estate. Speriamo di potermi allenare così sarò ben pronto per quando comincia la stagione. Sì. Un grosso in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie Crepi, grazie a lei.
L'autoemoteca dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue fa tappa all'Istituto Malignani di Udine in ricordo della studentessa Silvia Piccini, promessa del ciclismo, travolta da un'auto lo scorso aprile. Oggi doneranno per la prima volta alcuni studenti, da poco maggiorenni. La scuola è chiamata ad educare i giovani anche per il dono con il dirigente. Buongiorno. È una giornata importante perché quando i nuovi ragazzi cominciano a donare ogni anno aprono una visione della loro vita che è importante dal punto di vista formativo e con gli occhi con cui guardano la vita. Noi abbiamo molte attività di volontariato, ma questa è quella che è sempre stata molto sostenuta da tutte le famiglie e siamo contenti che possa continuare con le nuove generazioni. I ragazzi che donano sono i ragazzi maggiorenni, quindi i ragazzi delle ultime classi, ma questo non toglie che siano osservati anche dai più giovani, che notano il camion dell'Associazione Friulana Donatori Sangue e ogni giorno che di donazione i ragazzi più giovani aspettano di essere che arrivi anche il loro turno. È una dimensione, quella del volontariato, che crea molto seguito, perché riteniamo noi adulti della scuola che sia fortemente formativo, che i ragazzi riescano a pensare di donare qualcosa agli altri. Così tutte le associazioni hanno ospitalità qui al Malignani. L'associazione Friulana Donatori Sangue è stata la prima ed è anche la più numerosa. Ed eccoci, siamo con il presidente provinciale della FDS di Udine. Ecco, quindi i ragazzi oggi hanno fatto la loro prima donazione, un'emozione ma anche un forte senso di responsabilità. Assolutamente sì, un grande senso di responsabilità, anche perché i giovani oggi come oggi sono molto attenti non solo alla donazione ma al clima, a tutto quello che gli gira intorno nel loro mondo. Questo è importantissimo, e ritornare nelle scuole, ritornare in questo modo è meraviglioso, perché anche loro donano in questa forma proprio per il sociale. Loro sono molto attenti e quindi non è che loro vengono a donare per dire vengo, dono e basta. Vogliono anche sapere che fine fa la sacca di sangue, come viene utilizzato, e questo è importantissimo per noi come associazione, perché vuol dire che loro dopo saranno dei donatori che continueranno nel dono, nella promozione del dono, nelle loro soprattutto gruppi in cui appartengono, e per noi è importantissimo perché le nuove generazioni sono il futuro e noi dobbiamo coltivare questo futuro, ma soprattutto questo futuro di cultura. Ecco, quindi un dono che porta con sé la consapevolezza che donare il proprio sangue salva le vite. Se allora vediamo la prima volta, il primo dono superati i 18 anni per i giovani di una classe del Malignani. Francesco, come ti senti con questa prima esperienza così importante? Io mi sento molto bene, onestamente. Non ho avuto alcun tipo di problema, è stato molto veloce e organizzato molto bene, il personale è super qualificato, quindi ottimo direi. Ecco, allora lo consiglierai anche ai tuoi compagni di classe, ai tuoi amici? Sì, certamente, naturalmente solo i maggiorenni. Okay. Ecco, invece tu ti chiami? Valentina. Ecco, Valentina, hai già donato? Sì, è la seconda volta che dono e sono ritornata perché penso sia molto importante comunque. È un gesto che alla fine non costa niente, può aiutare veramente tante persone, quindi penso che sia fondamentale cercare di farlo il più possibile. Ne avete parlato anche in classe? Sì, ne abbiamo parlato anche in classe, anche per ricordare, diciamo, Silvia. Avremmo tutti voluto che fosse con noi oggi, sicuramente avrebbe donato insieme a noi. E quindi comunque anche il ricordo suo che siamo qui oggi a... Ecco, Silvia Piccin, che ha purtroppo tragicamente perso la vita a seguito di un incidente stradale, una promessa del ciclismo, sempre nei vostri cuori. Sì, sicuramente sempre nei nostri cuori, la ricordiamo in ogni cosa che facciamo, anche in classe si sente la sua mancanza, ma sicuramente avrebbe donato, sarebbe stata qui con noi, sarebbe stata felice di fare questa cosa, e lei il dono più grande l'ha fatto e ha salvato molte vite.
Ha salvato molte vite grazie al dono che ha fatto con i suoi organi, naturalmente. Allora ringraziamo questi giovani che sono portatori di questo messaggio così importante. Ed ora noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco da Voi la Linea. Bentornati a Da Voi la Linea. Nuovo comandante della Polizia Locale a Tricesimo, il vicecommissario Federico Ruvolo, arriva dall'UTI del Medio Friuli e lo hanno presentato alla cittadinanza il sindaco Baiutti e l'assessore Barbalace. Sì, eccoci, siamo a Tricesimo dove è arrivato il nuovo comandante della polizia locale, una figura importante di riferimento per la comunità locale di Tricesimo. Sì, senz'altro, anche perché fra poco tempo attiveremo una funzione comune anche con Cassacco e quindi c'è la necessità di rafforzare la dotazione organica attualmente a Tricesimo, che beneficerà tra l'altro di un ulteriore ingresso con gennaio e ci consentirà appunto di dare risposte concrete anche alle esigenze dei cittadini, ma anche e soprattutto ai problemi della viabilità che attraversa la nostra comunità, che è molto pesante sul fronte, ecco, dei numeri e delle presenze. Ecco sì, il Comune si sta impegnando molto per la sicurezza dell'arteria trafficata della statale 13 Pontebane, insomma è prevista anche una rotonda, ne abbiamo dato notizia, per l'abbattimento di alcuni edifici. Ma con l'assessore Barbalace vediamo adesso chi è il nuovo comandante che è qui al mio fianco. Beh, il nuovo comandante per noi è stata una grande fortuna riuscire a trovarlo e essere disponibile, perché è un agente di provata esperienza, comandante dell'UTI Medio Friuli, e quindi oltre a questo ha un'esperienza nei comuni circostanti, di lunga gavetta, è molto preparato e quindi con lui ritorna un attimino anche una gestione del territorio ottimale, perché come ho sempre detto la sicurezza è al primo posto nella nostra cittadina e oggi possiamo garantire la presenza anche con l'arrivo anche del comandante anche sul territorio dei nostri vigili, che come diceva il sindaco saranno implementati e presto avremo anche una convenzione con Cassacco e quindi si allarga la squadra. Ecco, quindi la convenzione con Cassacco, un'altra novità per Tricesimo, per questa zona del Friuli. Comandante, insomma, è contento di essere in questa nuova zona del Friuli, ne ha vissute diverse in questi anni? Sicuramente sì, sono contento di questa opportunità. Io ho fatto varie attività di servizio qui nei dintorni, in Carnia, e ultimamente nel Medio Friuli, dove ho svolto appunto il servizio come comandante dell'UTI. Ora le UTI sono cambiate, cambiano pelle, e quindi c'è questa nuova opportunità per me anche di provare questa esperienza di questa associazione che adesso va a nascere tra Cassacco e Tricesimo, per cui è tutta una sfida nuova, un'opportunità nuova di tornare, diciamo, a riequilibrare un servizio che un po' nel tempo è andato a perdersi, ecco. Ecco, le polizie locali in tutto il Friuli, nel territorio dell'ex provincia di Udine, sono in fase un po' di riorganizzazione e anche di potenziamento. Fondamentale il loro ruolo sia per quanto riguarda l'emergenza che per quanto riguarda i servizi al cittadino. Qual è l'organico al momento numerico dei vostri agenti sul territorio? Al momento l'organico è molto ridotto, abbiamo 2 vigili che dobbiamo anche ringraziare perché con enormi sforzi hanno sempre cercato di tenere l'ordine nel comune e sono stati anche presenti per le loro disponibilità, anche perché oggi i vigili hanno un grande carico anche di tipo amministrativo burocratico, quindi devo anche ringraziarli per tutto l'impegno che ci hanno messo in questi anni. E il fatto di aumentare anche di un altro vigile significa aumentare la squadra, ma noi speriamo anche di essere un po' l'avviamento di un qualcosa che si possa allargare con i comuni anche circostanti e anche fare un corpo di polizia municipale. Questo è il nostro scopo e partiamo noi per primi oggi sul territorio, sperando che presto possano anche venire altri comuni ad associarsi a noi.
Ecco, allora per chiudere con il sindaco vediamo quali potrebbero essere i comuni eventualmente diciamo, chiamati a creare questa nuova unità per rendere più sicuro il territorio. Ma senz'altro i comuni della cintura dell'Udinese a nord di Udine, ovviamente escluso Udine che ha delle peculiarità di tipo organizzativo e anche operativo diverse, insomma, ecco, dai comuni dell'Interland, però credo che da Tavagnacco, Reana, Pagnacco, Tricesimo, Cassacco possa in qualche modo, ecco, maturare una presenza che ci consente di rafforzare, ecco, una formazione, anche una squadra di operatori del settore che darà risposte di assoluta eccellenza rispetto a quelle che sono le esigenze di questi comuni. Allora grazie al sindaco, all'assessore Barbalace e anche al nuovo comandante, cui auguriamo un ottimo servizio, e qui da Tricesimo è tutto. Un plafond da 10 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese del Nord-Est è stato presentato oggi a Pordenone nella sede di Finest, la finanziaria per l'internazionalizzazione delle aziende, una forma di sostegno per progetti qualificati che mirino ad espandere all'estero le realtà più competitive. Oggi Finest, la finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese che ha sede a Pordenone, presenta un importante progetto dedicato alle piccole e medie imprese del Nord-Est, un progetto di sostegno economico in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la provincia di Trento. Siamo con Alessandro Minon, presidente di Finest, che ci racconta questa importante iniziativa per il nostro tessuto economico. Buongiorno a tutti. Un progetto molto importante con un primo importo di 10 milioni di euro di plafond destinato a supportare con finanziamento su Italia le piccole, medie e anche imprese di maggiori dimensioni italiane. Dobbiamo prendere atto che nel nostro nord-est il 99% delle imprese ha meno di 50 dipendenti, quindi non possiamo prescindere dal nostro tessuto imprenditoriale, che però genera dei valori di export elevatissimi e nel quale possiamo anche individuare delle gemme che nei prossimi anni potranno crescere enormemente. Questo progetto ci permetterà di investire con dei prestiti obbligazionari in queste aziende con una burocrazia più snella, quindi rispondendo maggiormente alle necessità di tempistica e di semplicità delle nostre aziende e soprattutto operando per l'internazionalizzazione, investendo nelle aziende in Italia. Ed entriamo più nel dettaglio tecnico con Paola Tombolato, che è vicepresidente di Finest. Questo è un successo di tutto il sistema Nord-Est e il progetto che è stato portato avanti assieme a Finest, Regione Veneto, Regione Friuli, Provincia Autonoma di Trento, comporta la possibilità da parte di Finest di sottoscrivere dei prestiti obbligazionari. Prestiti obbligazionari ovviamente per tutte le piccole e medie imprese del Triveneto e comprende anche la possibilità di poter avere come focus ovviamente l'internazionalizzazione, che è un po' nel DNA del nostro territorio. Questo implica il fatto di poter procedere ad una espansione economica nel nostro territorio e di avere poi una ricaduta direttamente in esso. Qual è lo stato di salute delle nostre aziende su questo fronte? Beh, possiamo dire che fondamentalmente il focus dell'internazionalizzazione è fondamentale per le nostre aziende al fine di risanare le nostre aziende che in questo periodo post-Covid hanno avuto una piccola battuta d'arresto. Questo consentirà ovviamente ad aumentare quello che è il fatturato dell'azienda e dei gruppi nordestini, implicando poi una maggiore ricaduta di finanziamenti e di liquidità per il nostro territorio. Assessore Zilli, insomma, un plafond di 10 milioni per le piccole e medie imprese è sicuramente un sostegno importante per quella fetta della nostra economia che poi è la più importante di fatto. Siamo convinti che questo sia uno strumento utilissimo soprattutto in questo momento di ripresa post-pandemica, dove la nostra regione assieme ai partner Veneto e Trentino Alto Adige dimostra di essere ancora il traino per questo nord del paese. Noi siamo convinti che la sfida vera sia quella legata all'export, abbiamo dati assolutamente incoraggianti e questo strumento finanziario è un sostegno che diamo alle nostre piccole e medie imprese regionali e del Triveneto per poter andare a vendere i loro prodotti all'estero, quindi rafforzare la loro capacità
capacità produttiva e la loro competitività all'estero. Poi insomma decade anche un po' il limite geografico, ma si può investire un po' dappertutto, Stati Uniti e Germania soprattutto i mercati che tirano di più. Sì, Fines nasce con la legge istitutiva del 91, a distanza di 30 anni noi abbiamo il dovere di consentire a questa finanziaria di essere il più possibile competitiva rispetto alle sfide che si aprono dopo questo momento di grande emergenza, e questo è uno strumento che ci aiuta nella correttezza e legalità dell'assetto societario a raggiungere questi obiettivi, che sono ovviamente cambiati rispetto alla situazione del post-Balcani del tempo. Venerdì, il giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, all'Ente Fiera di Martignacco ci si potrà vaccinare con prima dose senza prenotazione. Ci spiega come in diretta la nostra Paola Treppo. A te la linea. Sì, Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo con la dottoressa Monica Agri, qui in via Chiusaforte al Dipartimento di Prevenzione. Sarà lei a spiegarci come funzionerà questa particolare giornata. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Il 15 avremo l'attività vaccinale senza prenotazione, si può accedere dalle 8:30 fino alle 18:30. E magari con la documentazione già compilata, quindi il consenso che lo troverete anche sul sito della Regione. Ecco, quindi c'è attesa per un gran numero di persone che potranno usufruire di questa particolare opportunità. Sì, certo, attenderemo tutti quelli che possiamo recuperare come, diciamo, ultima giornata. Noi siamo insomma sempre aperti e disponibili in qualsiasi occasione. Ecco, quello del Lab del Fiera è l'unico che propone questo tipo di offerta senza prenotazione? Momentaneamente, per quello che so, sì, quindi siamo in attesa di vedervi, insomma, tanti, ecco. Naturalmente l'auspicio è quello che sempre più persone appunto possano sottoporsi alla prima dose per ottenere il Green Pass e quindi per diciamo risolvere una situazione che si sta creando anche di tensione. Come è andata negli ultimi giorni? Negli ultimi giorni è andata molto bene e sì, le persone sono comunque sempre numerose, tanti giovani forse ultimamente. Sì, ci sono giovani, soprattutto sì, appunto adesso per quanto riguarda il lavoro, però sì, abbiamo trovato una serie di un po' tutte le età, ecco, anche tanti minorenni accompagnati dai genitori? Sì, maggior parte più adulti, ecco. Più adulti in questo caso perché si parla naturalmente dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro, quindi tutti maggiorenni. Allora ringraziamo per la sua disponibilità la dottoressa Monica Agri Alexis, qui da via Chiusaforte dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. È tutto. Grazie a te Paola per questo collegamento in diretta assieme a Paolo Bassi. Noi terminiamo qui la puntata di A voi la linea, ma vi ricordo che l'informazione ritorna in diretta alle 16:30. Buona giornata.